Sbloccati in queste ore i primi 20 milioni di euro che consentiranno di riprendere con una certa regolarità il flusso finanziario in favore delle imprese impegnate. Ai lavori del Mose, nei primi 4 mesi del 2023, i pagamenti si erano bloccati, in quanto la Cassa Generale dello Stato non permetteva il passaggio dei fondi tra il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture e il Provveditorato delle Opere Pubbliche in favore del Consorzio Venezia Nuova che deve poi pagare le ditte. Ora però la Cassa ha riaperto e quindi i fondi arriveranno, lo ha annunciato il commissario del Consorzio Venezia Nuova Miani in un incontro con le imprese. Stiamo nell'ordine di grandezza che le prime somme disponibili e che verranno utilizzate per fare dei pagamenti, stiamo parlando di circa una ventina di milioni di euro. Certo, non sono cifre, come dire, che rapportate a quelli che sono i crediti delle imprese che hanno lavorato, non sono sicuramente sufficienti e bastevoli per pagarli tutti, ma è una situazione che, ripeto, rispetto al recente passato lascia intravedere un orizzonte più roseo. Non sono stati mesi semplici per le imprese, ricorda Davis Rizzo, portavoce di queste. Questa è stata una fase dura che le imprese hanno, per l'ennesima volta, bisogna sottolinearlo, sopportato e portato avanti. Portato avanti inteso anche che si è continuato nel frattempo a lavorare con tutte le difficoltà che ciò comporta. Lo sblocco dei finanziamenti garantirà anche una maggiore regolarità dei lavori. Anche sul fronte della produzione e del rispetto dei cronoprogrammi sarà più facile poterne rispettare i termini, proprio perché di fronte al rientro delle somme dovute la capacità di produrre da parte dell'impresa è sicuramente maggiore.